Ritorna il campionato al Paladirseu. Per l'ottavo turno della Serie A Futsal si affrontano Feldi Eboli e Petrarca Padova. 14 punti sinora raccolti dalle Volpi, 7 quelli dei Veneti. Un divario che non è affatto un solco nell'equilibrio di una classifica che vede le prime 8 squadre racchiuse in 4 punti. Buonasera e benvenuti dal Paladirseu da Carmine Fine. Feldi Eboli, Petrarca Padova. Diamo lettura delle due formazioni per gli ospiti del Petrarca: numero 18 Lobuio, 19 Moretti, 2 Tidu, 3 Cividini, 4 Dudu Costa, 5 Bargellini, 6 Del Pizzo, 7 Alba, 9 Urio, 10 Mustafov, 11 Di Sarò, 12 Vitale, 16 Sampaio, 21 Rever Cortés. L'allenatore per questa sera è il signor Roberto Bellini, causa la squalifica di Giampaolo. Per i padroni di casa della Feldi Eboli invece numero 9 Fornari, 12 Fiuzza, 10 Arrieta, 13 Saponara, 70 Boaventura, 92 Mancia, 7 Caiafa, 11 Tres, 19 Giordano, 22 Ercolessi, 4 Romano, 14 Bagatini, 24 Caponigro, numero 2 Lion. L'allenatore è Francesco Cipolla. A dirigere il match ci saranno i signori Alessandro D'Arrigo di Policoro, il signor Pasquale Marcello Falcone di Foggia, al crono il signor Giampiero Cafaro di Sala Consilina. Partita importantissima per i padroni di casa della Feldi Eboli, che vengono da due pareggi per 3-3 e stasera vorranno ritrovare i 3 punti contro un Petrarca Padova che settimana scorsa ha trovato una vittoria importantissima in casa contro il Lido di Ostia. Si affrontano rispettivamente la quinta e la decima della classifica però che è davvero corta, quindi ogni partita può cambiare gli equilibri. Vediamo il quintetto scelto da mister Francesco Cipolla. Tra i pali c'è Lion, poi i giocatori di movimento sono Bagatini, Tres, Boaventura e il capitano Giader Fornari. Per il Petrarca invece tra i pali c'è Lobuglio, poi c'è Del Pizzo, Alba, Cividini e Urio. A dare il calcio d'inizio sarà il Petrarca in casacca nera, pantaloncini e calzoncini rossi. Risponde da destra verso sinistra del vostro teleschermo la Feldi Eboli in completo bianco. Tutto pronto per l'inizio del match. Si aspetta solo il fischio del direttore di gara. E si parte con subito la conclusione provata da Orge Alba. Si fa trovare pronto Lion. Primo squillo è degli ospiti dopo 8 secondi di gioco. Laterale, palla appoggiata all'indietro da Lobuglio. Sale in pressione la Feldi Eboli. La palla arriva a Cividini, su di lui c'è Boaventura che lo chiude. Boaventura ancora a lottare, la palla resta lì. Alla fine Cividini guadagna il massimo, ovvero il calcio d'angolo. Palla appoggiata all'indietro per Urio. Orge Alba. Palla in avanti, la copre Lion che si accontenta della rimessa dal fondo. Prova ad impostare Rudinei Tres, il capocannoniere della Feldi Eboli, che gira palla e si appoggia da Boaventura. Su lungolinea per Giader Fornari che prova il sinistro. Lobuglio dice di no. Corner Feldi Eboli.
palla messa dentro, fa buona guardia alla difesa. Palla alzata per Boaventura, la conclusione ben parata. Tres a puntare, converge verso il centro, ancora Tres, ne supera 2, poi si allunga troppo la palla. Applausi però del Paladirceu per Rudney Tres. Devo fare una rettifica, tra i pali della Petrarca non c'è Lo Buio, bensì Moretti. Boaventura a puntare sull'out sinistro, Boaventura prova il mancino, ribatte la difesa, calcio d'angolo, anzi rimessa laterale Feldieboli. Boaventura dentro, la deviazione e il vantaggio della Feldieboli. Anzi no, è stato annullato il vantaggio della Feldieboli. Il direttore di gara ha fischiato la palla in movimento sulla rimessa laterale battuta da Marco Boaventura, che aveva fatto esplodere il Paladirceu, gol però che non è stato convalidato. Ci riprova allora la Feldieboli con Boaventura che si appoggia da Tres, gira da Bagatini, incespica nella palla Marco Boaventura, regalando di fatto il fallo laterale agli ospiti. Jorge Alba va da Urio sul lungolinea per Cividini, ancora Jorge Alba, può puntare Del Pizzo va sul destro, la palla resta lì, può ripartire la Feldieboli con Boaventura, si distende il numero 70, serve poi Fornari, chiuso sul più bello da Jorge Alba. Bagatini va da Boaventura, calcia Boaventura, strozzata la sua conclusione. Urio in avanti, Cividini si gira benissimo, Cividini contro Lion, fuori. Brivido corso alla Feldieboli con Cividini che si era girato splendidamente. Palla intanto per Marco Boaventura e il suo diagonale finisce fuori però. A Cividini risponde Boaventura, entrambe le conclusioni però non hanno trovato lo specchio della porta. Pressione alta adesso della Feldieboli, Urio la butta via, Bagatini di testa, la comoda per Boaventura, si va da Fornari, spalle alla porta già del Fornari, prova a cambiare lato e trova Boaventura. Bagatini osserva il movimento di Fornari e lo serve, si ritorna da Tres, si chiude nella propria metà campo adesso il Petrarca, lasciando la manovra alla Feldieboli con Bagatini, sale Lion, c'è stata però la gomitata di Bagatini ai danni di Urio, viene anche ammonito il numero 14 della Feldieboli. Dopo praticamente 3 minuti e 2 secondi di gioco viene estratto il primo cartellino giallo ai danni di Bagatini. Primo fallo del match con annessa ammonizione per la Feldieboli e Bagatini nello specifico. Può ripartire il gioco con il Petrarca in possesso di palla con Urio che scambia con Dudu Costa. Moretti in difficoltà, spazza via il Petrarca, Tres controlla che la palla esca fuori.
e riparte servendo Lion. Cambia benissimo lato per Bagatini, che non avanza, però preferisce servire Tress. Con calma la Feldi Eboli. Rodney Tress a puntare Dudu Costa, che lo tiene bene. Rinviene anche Jorge Alba, che lascia sfilare il pallone sul fondo. Sale in pressione Boaventura. Tress serve ancora Boaventura. Moretti, la parata. Moretti in avanti alla ricerca di Dudu Costa. La testa di Fornari, le mani di Lion, che serve lo stesso Fornari. Bagatini, Boaventura vuole puntare Dudu Costa. Si va a largo da Tress, che calcia col mancino, non trova la porta Rodney Tress. Urio alla ricerca di Rever Cortés, lunga la sua palla, finisce tra le mani di Lion, che rilancia in avanti alla ricerca di Fornari. Lo stesso Urio di testa la mette al lato. Sarà laterale per i ragazzi di Francesco Cipolla. Tress sulla palla, va da Boaventura, punta Marco Boaventura, golasso di Marco Boaventura, vantaggio Feldi Eboli. Dopo 4 minuti e 29 secondi passa in vantaggio la Feldi Eboli grazie alla splendida rete di Marco Boaventura. Sicuramente uno dei più in palla in questo inizio di match, il 70 della Feldi Eboli. Romano si appoggia a Lion, a campo davanti a sé. Si ferma però il portiere della Feldi Eboli, che vuole giocare con calma. Rientra tra i pali Lion, si va da Arrieta, brutta palla servita a Tress, che comunque riesce a controllarla. Boaventura però viene chiuso da 2. Dudu Costa prova ad andarsene sull'altro numero 4 Romano. Jorge Alba, Del Pizzo, fallo di Boaventura, che si becca il richiamo del direttore di gara. Si mette in salita la partita del Petrarca, costretto a rincorrere dopo la rete di Marco Boaventura. Una rete stupenda. Moretti in avanti, la testa di Arrieta. La palla arriva a Tress, che in qualche modo la serve all'indietro a Lion, che rilancia alla ricerca dello stesso Tress, che non riesce a metterla a terra. Tra l'altro stasera qui al Paladirseu si affrontano la miglior difesa del campionato, ovvero la Feldi Eboli, e uno dei peggiori attacchi, ovvero quello del Petrarca, terzultimo attacco del campionato con solo 18 reti segnate, mentre la Feldi Eboli miglior difesa con 16 gol subiti nelle prime 7 giornate. Laterale con Arrieta che serve Fornari. Ancora Arrieta, prova l'imbucata, sporcata dal tocco di Corrado Sampaio. Eccolo Sampaio, chiuso da Fornari. Laterale Petrarca quando sono trascorsi 6 minuti e 4 secondi dall'inizio del match. È Urio in possesso di palla, che si appoggia da Sampaio, vorrebbe puntare Mancia. Prova ad andarsene Sampaio, Mancia rinviene. L'ultimo tocco è del giocatore della Feldi Eboli, sarà calcio d'angolo. Palla all'indietro per la conclusione, parata da Lion, la palla resta lì e l'intervento straordinario di Mancia.
Ha rischiato la Feldi Eboli sulla conclusione di Cividini. Prima la parata di Lion, poi Urio a porta spalancata. Si è visto dire di no dall'intervento in tackle da parte di Felipe Mancia. Urlo di gioia del Paladirseu. Padroni di casa in possesso di palla adesso con Felipe Mancia. Arrieta cerca e trova Fornari. Va ancora dal suo numero 10. Gestisce bene la palla la Feldi Eboli. Ancora Kevin Arrieta. Mancia vorrebbe puntare Sampaio. Si accentra e va da Fornari. Bella la palla alzata per Romano. La mette a terra Romano. La accomoda dentro per nessuno però. Riparte la formazione veneta. Sampaio chiuso da Fornari. Già dall'altro lato contropiede Feldi Eboli. 3 contro 2. Arrieta. È rientrata però la difesa. E Sampaio la mette in rimessa laterale. Arrieta. Palla all'indietro per la bomba di Lion. Palo incredibile colpito da Lion De Freitas. Aveva scagliato un missile terra-aria Lion che ha colpito il palo. Bella palla adesso per Del Pizzo. Ancora Lion provvidenziale. Petrarca in possesso con Urio alla ricerca di Rever Cortés. Dudu Costa, Lion ancora a metterci una pezza. Sta giocando bene adesso la formazione ospite. Mancia prova una palla improbabile. Romano adesso. Fornari ancora alla ricerca di una palla alzata. Alla fine si va da Lion che può avanzare. Guarda la porta Lion. Non calcia. Adesso sì, non ci arriva Arrieta. Ancora pericolosa la Feldi Eboli. Urio in difficoltà sulla pressione di Fornari. Di tacco la mette in fallo laterale. Fornari batte veloce per la conclusione di Romano. Parata da Moretti. Dudu Costa. Va da Sampaio. Del Pizzo. Ancora il 6 che va da Urio. Trascorsi 8 minuti e 40 secondi di gioco. Petrarca in possesso. Urio cerca una giocata difficile. Infatti il pallone finisce direttamente in laterale nella zona presidiata da Lion. Palla appoggiata a Lion che è ancora libero di avanzare. Non sale nessuno su di lui. Va da Boaventura. Mancia vorrebbe puntare Dudu Costa. Cambia lato. Tres. Palla dentro per Romano. 2-0 Feldi Eboli. Sergio Romano. Stava flirtando col gol la Feldi Eboli e ha trovato il 2-0 grazie al tacco di Romano su un assist splendido di Boaventura che stasera sta giocando in maniera spettacolare. Si scontrano intanto Mancia e Boaventura al centro del campo. (9:30 di gioco). La Feldi Eboli ha raddoppiato grazie a Sergio Romano. Dopo un paio di occasioni interessanti avute dagli ospiti,
Ha alzato ancora una volta i ritmi la Feldieboli e ha trovato il gol del 2-0. Rever Cortés, Dudu Costa, Alba, ancora per Dudu Costa, si va da Cividini, ancora Dudu Costa, Moretti, Tressa a chiudere su Rever Cortés e a guadagnare anche la rimessa laterale. Arrieta, con calma adesso la Feldieboli, non ha fretta. Boaventura isolato sull'out sinistro, vorrebbe puntare Alba. Boaventura si perde poi in un bicchiere d'acqua. Riparte allora il Petrarca con Jorge Alba, ben chiuso dal rientro in difesa di Tres. Time out richiesto da Roberto Bellini. Ci prendiamo un attimo di pausa anche noi. Io la mia l'ho detta, Paolo, che non l'hai sentita. Fanno come la fanno 2 o 3 anni fa, che fanno tipo secondi, terzi e poi prendono il primo turno. Può essere organizzato le partite quando sotto le recuperano sempre. Sì, però che squadra c'hanno? Vai, vediamo. Si esaurisce il tempo a disposizione del time out richiesto da Roberto Bellini, che questa sera fa le veci di Giampaolo squalificato in tribuna qui al Palladirseo. Si ripartirà da rimessa laterale per gli ospiti. 9:22 da giocare ancora in questa prima frazione. Sulla palla c'è Dudu Costa. Si aspetta il fischio del direttore di gara, che arriva in questo momento. Dudu Costa va da Jorge Alba a puntare Tres. Bella la giocata di Jorge Alba, altrettanto bella la parata di Laio. Tantissime partite interessanti questa sera che interessano anche la Feldieboli. Nel corso del match cercheremo di tenervi informati anche sugli altri campi. Match più interessante quello di Grassano tra CMB e Acquessapone. Il risultato in questo momento dice CMB 5, Acquessapone 1. Squadra di Scarpitti scatenata in questo inizio di stagione. Ritorniamo al match con Moretti che mette in difficoltà Jorge Alba, che si gira però su Tres, che commette fallo. Terzo fallo Feldieboli, ammonito Tres. Duo arbitrale dal cartellino facile questa sera. Dopo Bagatini entra nella lista dei cattivi anche Rudney Tres. Tre falli a 0, 3 falli commessi dalla Feldieboli, 0 dal Petrarca. Rever Cortés scambia con Jorge Alba. Dudu Costa, Bagatini anticipa Cividini, va da Boaventura, palla messa dentro. Jorge Alba provvidenziale in estirata. Corner Feldieboli. Palla per Bagatini, la bomba del 14 della Feldieboli finisce alta.
Ancora pressione alta e non riesce ad uscirne il Petrarca. Laterale Feldieboli. Possesso palla Feldieboli con Tres. Arrieta vorrebbe puntare Jorge Alba, gioco di gambe di Arrieta che prova a metterla dentro. Jorge Alba riesce a tenere, la palla resta lì, deve uscirne il 7 del Padova e lo fa benissimo. Va da Rever Cortés dall'altro lato, velocissimo, stava arrivando Cividini, chiude la difesa su un contropiede che stava diventando interessante già dall'altro lato, con Dudu Costa a metterla fuori. Arrieta per Boaventura, scambiano i due. Tres da ultimo uomo punta, va sul mancino, palla sul secondo palo per Bagattini. 3-0 Feldieboli, spettacolo al Pala Dirseu. Dopo 12 minuti e 2 secondi di gioco si porta sul triplo vantaggio la Feldieboli grazie alla rete di Bagattini, splendidamente assistito da Rudney Tres. Si fa nera adesso la serata per il Petrarca, che è sotto di 3 reti. Vediamo se reagiranno gli ospiti. Ci prova adesso Cividini, 2 su di lui. La palla arriva a Del Pizzo che si appoggia da Urio. Sampaio. Cividini vuole girarsi sul Romano che lo tiene bene e guadagna anche il fondo. Cambiano Tres e Mancia. Ancora Rudney Tres. Fornari e Romano. Parziali dagli altri campi: Pescara Mantova 1-0, Pesaro Came 1-0, Meta Catania Arzignano 2-0, Rieti Latina 1-1 e, come vi avevo detto prima, CMB Acqua pone 5-1. Intanto non riesce ad arrivare Tres sulla palla. Si giocano praticamente tutte stasera le partite. Domani si giocherà solo Lido di Ostia Aniene. Urio prova l'imbucata, chiude Fornari da ultimo. Tres a puntare Urio, va da Mancia, diagonale velenoso che non trova lo specchio della porta. Urio non riesce a tenere la palla in campo, regala il laterale alla Feldieboli. Sulla palla c'è Kevin Arrieta che va direttamente da Lion, che osserva il da farsi, calcia Lion, prova a sporcare la conclusione Fornari, non riesce però. Laterale con Urio che va da Del Pizzo, cerca il lungolinea per Jorge Alba, chiuso da Felipe Mancia. 6:20 ancora da giocare in questa prima frazione. Moretti in difficoltà, la mette fuori, non riesce a reagire almeno in questo momento il Petrarca. Vediamo se approfitterà la Feldieboli. Imbucata brutta di Mancia, la fa sua Urio, anticipa tutti intanto Arrieta. Jorge Alba usa le mani, non secondo il direttore di gara. Arrieta prova l'imbucata, chiude Jorge Alba,
che prova a ripartire. Su di lui c'è Fornari. Chiude Arrieta. Rinviene Del Pizzo. Fase confusa. Alla fine palla trattenuta da Del Pizzo. Calcio di punizione di seconda per la Feldi Eboli e time out richiesto da Francesco Cipolla. Altra piccola pausa anche per noi. Paolo. Poi salgono troppo le visualizzazioni. È spento. Questo è scemo. Può ripartire il gioco dopo il time out richiesto dalla Feldi Eboli. Batte Arrieta che va da Romano. Giro palla Feldi Eboli. Prova la palla alzata Arrieta. Chiude Urio. La palla ribatte su Mancia e finisce sul fondo. Palla in avanti. Pericolosa. Non riesce ad arrivare però Jorge Alba. Arrieta in possesso. Fallo lontano dalla palla di Urio su Jader Fornari, che applaude la decisione arbitrale. È il primo fallo commesso dal Petrarca dopo 14 minuti e 35 secondi di gioco. Ci sarà calcio di punizione per la Feldi Eboli da posizione invitante. Feldi Eboli che ha una media gol di 3.9 a partita. Questa sera sembrerebbero intenzionati ad aumentarla i giocatori di Cipolla, perché dopo 3/4 di primo tempo ne hanno già segnati 3 e adesso c'è una punizione invitante per Jader Fornari. Tacco invece per Romano, la parata di Moretti. Corner affidato a Felipe Mancia. Palla dentro Jorge Alba. La tocca in qualche modo. Ancora corner allora. Mancia all'indietro per la bomba di Arrieta. La tocca Del Pizzo. Altro calcio d'angolo. Fase positiva per la Feldi Eboli alla ricerca del quarto gol. La alza Mancia per Arrieta. Sbilenca la sua conclusione. Moretti subito in avanti alla ricerca di Alba. Lunghissima la sua palla. Mancia per Romano. Non pressa la formazione ospite, seppur sotto di 3 gol. Allora con tranquillità fa girare la palla Sergio Romano. Prova l'imbucata adesso. Del Pizzo gli si oppone. Arrieta. Lion difficoltà, si appoggia splendidamente da Arrieta che con un diagonale cerca Sergio Romano che per poco non ci arriva. Si sarebbe ritrovato da solo davanti al portiere.
Arrieta ancora scatenato in pressing, la palla resta lì, Moretti la fa sua. Dudu Costa per Urio. Ancora Jorge Alba, il più pimpante dei suoi. Jorge Alba prova la conclusione, ribatte Arrieta. 16 minuti esatti trascorsi in questa prima frazione, altri 4 da giocare. 3-0 Feldieboli. Le reti di Boaventura, Romano e Bagatini. Va a calciare intanto Jorge Alba, non impensierisce Lyon, che rilancia alla ricerca di Felipe Mancia. Urio di testa la mette fuori. Tres per Fornari, gli si sovrappone Tres, conclusione ribattuta da Rever Cortés. Insiste l'11 della Feldi. Alla fine si ritorna da Lyon, che avanza ispirato stasera Lyon. Ha voglia di segnare, si vede, eccolo che riceve. Rever Cortés chiude il passaggio per Lyon e Tres allora temporeggia con la palla tra i piedi. Scambia con Bagatini. Ancora giro palla Feldieboli. Padova che dovrebbe fare qualcosa in più anche in fase di pressione, altrimenti la Feldieboli potrebbe gestire il possesso all'infinito. Provano a salire adesso. Tres in avanti per Fornari, 1 contro 1 con Urio. Fornari, giocata stupenda, la palla resta lì, Moretti la fa sua. Bellissima giocata di Jader Fornari. Cividini. Urio in avanti per nessuno però. Mancia. Adesso non c'è Fornari in campo. Mette tutti gli uomini di balleggio Francesco Cipolla. Bagatini. Cividini lo lascia gestire, si va da Lyon. A spazio Lyon, calcia di punta, c'è stato il tocco di Cividini, non visto però dal direttore di gara. Batte veloce Moretti e la butta via. Bagatini per Mancia. 1:42 ci separano dalla sirena del primo tempo. Tres. Bagatini. La tiene la Feldieboli tra i cori del Paladirseu. Tres prova la giocata a cercare Mancia, che ci arriva in qualche modo, riesce a calciare. La palla però era uscita. Del Pizzo. Dudu Costa. Sampaio sbaglia il passaggio. Laterale per i padroni di casa. Sulla palla Boaventura. Si va da Lyon, che carica il destro. Romano non riesce a ribattere in rete. Non c'è stato il tocco della difesa.
Del Pizzo. Bel giro palla adesso del Petrarca. Sampaio alla ricerca di Dudu Costa, ancora impreciso il numero 16, numero 15, chiedo scusa. Palla troppo lunga. Del Pizzo, 20 secondi ancora da giocare, vuole provarci il Petrarca, ancora Del Pizzo. Sampaio, Tres è un cane pazzo però e riesce a sporcare un altro passaggio. Del Pizzo, Sampaio deve cercare la conclusione, 5 secondi. Sampaio la mette dentro, Lion riesce a tenerla lì, lascia scorrere il cronometro, finisce qui la prima frazione. Feldi Eboli 3, Petrarca Padova 0, le reti di Boaventura, Romano e Bagatini. Per questa prima frazione è tutto, ci risentiamo per il secondo tempo. Bentornati dal Palladirseu di Eboli per il secondo tempo della sfida tra Feldi Eboli e Petrarca Padova. All'intervallo il risultato è di 3-0. Le reti di Boaventura, Romano e Bagatini per i padroni di casa. Vediamo se reagiranno i veneti, che sono a quota 7 in classifica e questi 7 punti li hanno tutti conquistati in casa. Ancora 0 i punti conquistati in trasferta. C'è da dire che però, almeno per quanto riguarda le partite in trasferta, hanno avuto un calendario a dir poco complicato, ovvero Acquessapone, Pesaro, Rieti e questa sera Feldi. Finisce a terra intanto Orge Alba, che ha simulato, secondo il direttore di gara, ha ammonito anche Alba. Calcio di punizione allora per i padroni di casa, battuto da Tres. Boaventura alla ricerca di Fornari, non lo trova. Dudu Costa prova a scambiare con Sampaio, non si intendono i due. Palla alzata per Fornari, controllo orientato, chiude con Rado Sampaio. Tres, ancora scucchiaiata la palla a ricerca di Boaventura, questa volta riesce a chiudere la difesa. Sulla palla Jader Fornari, l'alza per Bagatini, lo fa male però. Fa festa il Palladirseu, guidato dal capo ultras nonché presidente Gaetano Di Domenico. Orge Alba a puntare, passa in mezzo a due, grande conclusione, ben parata da Lion. Corner ospite. Del Pizzo sulla palla, si muove Dudu Costa, riesce a chiudere Bagatini. Del Pizzo va ad Alba, scambiano i due.
Alba prova ad andarsene, lo mette giù a Boaventura. Fallo commesso dal 70 della Feldieboli. Jorge Alba scivola, non ne approfitta Bagatini. Laterale Feldieboli, protesta Jorge Alba, anche se è scivolato da solo, non si capisce il perché. C'è bisogno dello spazzolone per asciugare il sudore sul parquet del Palladirseu. Abbastanza nervoso Jorge Alba, riprende il gioco. Bagatini la vuole Tres, lo serve Boaventura però in malo modo. Laterale ospite già battuto, Dudu Costa per Alba. Bel gioco di gambe su Boaventura, ancora Jorge Alba, vuole puntarli tutti, finisce a terra, non c'è fallo. Tres la perde però. Del Pizzo ancora da Jorge Alba, si affidano a lui i giocatori del Petrarca alla ricerca della prima rete. Costa per Del Pizzo, serie di movimenti. Sampaio, scambiare con Dudu Costa, ancora Sampaio, non riesce ad arrivare sul passaggio di ritorno di Dudu Costa. Abbiamo aggiornamenti dagli altri campi. Genova Sandro Abate 1-2, Pescara Mantova 2-0, Ital Service Came 1-0, Meta Arzignano 2-0, Rieti Latino 1-1, Signor Prestito CMB Acque e Sapone 5-1. Viene richiamato intanto Francesco Cipolla. E c'è stata anche un'ammonizione. Ammonito Lion per proteste evidentemente nei confronti del direttore di gara. Giropalla Feldieboli con Fornari. Boaventura per Bagatini. Ancora Bagatini, Fornari prova a prendere posizione, finisce a terra, alla fine Dudu Costa la butta via. L'ultimo tocco è stato di Bagatini secondo gli arbitri, quindi si ripartirà da rimessa dal fondo. Riparte il gioco, Moretti fa il suo esordio nella gara vitale, che perde subito palla, scippatagli da Boaventura, che alla fine se la porta fuori però. Jorge Alba, eccolo Vitale. Sempre il 7 far partire l'azione. Ora Del Pizzo, tacco per Dudu Costa, chiude Boaventura. Palla appoggiata all'indietro per Moretti. Del Pizzo, ora Jorge Alba, a puntare Fornari, che
che la mette in fallo laterale. Imbucata di Dudu Costa, Vitale a lottare, l'ultimo tocco è il suo. Boaventura alla ricerca di Fornari, riesce ad appoggiarsi sul Del Pizzo che però la mette in corner. Calcio d'angolo quindi Feldieboli. Trascorsi 3-10 in questa ripresa. Boaventura l'alza per Tres, fuori di un soffio. C'è stato anche un tocco. Altro calcio d'angolo allora. Prova a metterla dentro Boaventura. Appoggia per Fornari che non trova lo specchio. Nel giro di 20 secondi la Feldieboli ha avuto due palle del 4-0. Prima con Tres, poi con Fornari. Non hanno trovato però la via della rete. Si resta sul 3-0. Alba, Del Pizzo. Urio riesce ad appoggiarsi ancora da Jorge Alba. Vuole puntare Marco Boaventura. Poi indietreggia e serve Urio. Si va sempre da Jorge Alba, che adesso va a rifiatare. Dudu Costa, Del Pizzo, tocco per nessuno. Buon possesso palla della Feldieboli, che dà modo anche al cronometro di scorrere. Fornari, bella palla per Romano. Romano d'esterno, la parata di Moretti. Cividini si era liberato di Boaventura in maniera però fallosa. Romano alla ricerca di Mancia, velocissimo. Laterale Petrarca. Moretti. Urio, sale Mancia. Difficoltà il Petrarca, riesce ad appoggiarsi a Cividini che cambia lato e va da Urio. Prova a restituire la palla a Urio, lo fa male però. 5 di gioco trascorsi nella ripresa, sempre 3-0. Feldieboli in controllo della gara, che ha rischiato di trovare il 4-0 già in 2 o 3 occasioni. Moretti, Rever Cortés, regala la palla a Mancia che calcia, ribatte Urio che poi si arrabbia e dà un'occhiataccia a Rever Cortés. Mancia, la tocca per Arrieta, suolata e conclusione. Bel diagonale di Kevin Arrieta che però non trova la porta. Mancia intercetta il passaggio, serve Fornari che mette a sedere Moretti e sigla il 4-0. Chi se non Jader Fornari.
Ci aveva provato in più occasioni la Feldieboli e alla fine ha trovato la rete del 4-0 con Jader Fornari. Fa il suo esordio nel match Caponigro, che guadagna anche laterale. Serve Mancia. Eccolo Caponigro, imbocata alla ricerca di Arrieta, un po' pretenziosa. Può ripartire il Petrarca con Hurio, Sampaio. Esordio anche in questa partita, si intende ovviamente, per Mustafov nelle fila del Petrarca, il numero 10, classe 93. Calcio d'angolo, Urio la mette dentro, Sampaio non trova la rete. Possesso Feldieboli. Arrieta, adesso sì che sale il Petrarca, cosa che non aveva fatto nella prima frazione. Caponigro cerca un lancio dove non c'è nessuno, però allora può imbastire un'altra azione d'attacco il Petrarca. La palla resta in campo, Cividini. Ancora Cividini a lottare contro 3 uomini della Feldieboli, alla fine la perde Caponigro, però la mette fuori. Trascorsi 6 minuti e 56 secondi in questa ripresa. Laterale in zona offensiva Petrarca. Fischia l'arbitro per andare a richiamare Felipe Mancia. Palla dentro, Mustafov non riesce a tenerla, riparte Mancia come un treno. Arrieta, la conclusione alta. Arrieta ha preferito calciare in porta piuttosto che servire Caponigro, che era arrivato come un treno sul secondo palo. Ci prova intanto Dudu Costa, la sua conclusione sbatte sui piedi di Kevin Arrieta. Jorge Alba converge e calcia, colpisce Arrieta, Mancia alla ricerca di Romano, passaggio errato. Cividini si porta la palla fuori. Ancora Felipe Mancia. Giro palla Feldieboli, si allarga anche Lion in caso di necessità. Arrieta lo serve con qualche brivido, gliela restituisce Lion. Si gira e si rigira il 10 della Feldieboli, alla fine va da Mancia. Caponigro in avanti per Mancia, riesce a chiuderlo Cividini, che prova a ripartire, è isolato sull'auto sinistro, prova l'azione di sfondamento e la perde. Sampaio in acrobazia, Dudu Costa, Cividini poi cicca la palla. Poteva essere un'azione interessante. Mancia a puntare Sampaio, se la porta fuori. Aggiornamenti dagli altri campi. Genoa Avellino sempre 1-2.
Pescara Mantova 2-1, Ital Service Pesaro Camedosson 1-0, 4-0 Meta Catania Real Arzignano, 1-1 Rieti Latina, 6-3 CMB Acque e Sapone. Dudu Costa, Sampaio si protegge da Romano, Del Pizzo calcia, c'è stato il tocco di Tres. Del Pizzo ancora a calciare, ha colpito Sampaio questa volta, quindi non ci sarà corner, bensì laterale. Nove di gioco già trascorsi, 4-0 Feldi Eboli. E giro palla degli uomini di Cipolla adesso con Sergio Romano, Tres, Fornari alla ricerca di Boaventura, la palla però finisce tra le mani di Moretti. Sampaio, Dodo Costa calcia col mancino fuori. Lion costretto a buttarla via, stavano per scadere i 4 secondi, non si era mosso nessuno, allora il portierone della Feldi Eboli ha lanciata lunga, ha già recuperato la palla la squadra di Francesco Cipolla. Bagatini in possesso, cerca e trova Tres, si va da Fornari, non ha fretta la Feldi Eboli, lascia girare la palla alla ricerca del barco giusto. Boaventura guadagna laterale. Bagatini a giocare con Tres. Fornari, Lion, la palla arriva a Boaventura. Doppi passi di Boaventura, voleva emulare l'azione dell'1-0, la conclusione questa volta però non è stata degna di nota e non ha trovato soprattutto lo specchio di porta. Mustafov messo in difficoltà, la mette in laterale. Tres prova ad andarsene, Dudu Costa lo mette giù. Secondo fallo commesso in questa ripresa dal Petrarca. Scuro in volto Dudu Costa, non felice della sua prestazione e della prestazione della squadra. Tres in avanti da Boaventura, la puntata di Boaventura sfiora la rete. Del Pizzo e la sporca Tres, arriva Boaventura, alla fine ne esce vincitore Urio che guadagna anche il fallo. Portiere di movimento per il Petrarca, entra con la maglia da portiere Rever Cortés e a 8:53 dal termine Bellini si gioca questa carta alla ricerca di un gol che potrebbe riaprire la partita. Rever Cortés va da Del Pizzo, Dudu Costa colpisce Lion,
Del Pizzo, Cividini, in difficoltà Cividini sull'out destro, riesce a guadagnare la rimessa laterale già battuta. Rever Cortés, Dudu Costa, gira palla pazientemente il Petrarca. Adesso Urio alza il braccio, sembra voglia chiamare uno schema. Rever Cortés, Dudu Costa, non riesce a sfondare il Petrarca. Dudu Costa, ancora Dudu Costa, poco movimento da parte dei giocatori del Petrarca. La scambiano Urio e Dudu Costa. Ne perde sempre lo spettacolo quando viene inserito il portiere di movimento, ma come è giusto che sia, il Padova deve cercare la rete e giustamente si gioca questa carta. Ne perde lo spettacolo soprattutto quando viene inserito per tanto tempo, come in questo caso a 8 dalla fine, che adesso sono diventati 6. Rever Cortés sbaglia un passaggio facile e fa rientrare Moretti. Adesso cercherà di tenere palla la Feldieboli per evitare l'ingresso in campo di Rever Cortés. Stava riuscendo una grande giocata ad Arrieta, che l'aveva controllata con la testa. Del Pizzo poi è andato a disturbarlo. Cividini finisce a terra, l'arbitro gli dice di rialzarsi, 2 contro 1. Fornari, Boaventura, alto. Dudu Costa pressa la Feldieboli per non far rientrare Rever Cortés con la maglia da portiere. Tressa a lottare con Cividini, che guadagna laterale. Adesso sì che può rientrare Rever Cortés. Del Pizzo a giocare tra le linee, Jorge Alba secondo palo, Lion la fa sua e calcia, ed eccolo qui il gol di Lion de Freitas. 5-0 Feldieboli. L'avevo detto che questa sera voleva il gol a tutti i costi. Lo ha cercato e lo ha trovato. Bravissimo prima di intercettare un passaggio pericoloso sul secondo palo e poi metterla dentro così per lui è un gioco da ragazzi. Rinuncia al portiere di movimento Bellini. Rever Cortés è fuori, ci prova col 4 contro 4 il Petrarca. Del Pizzo la tocca per nessuno. 4:44 ci separano dal triplice fischio dei direttori di gara. Feldieboli 5, Petrarca 0. Moretti in avanti per Cividini, riesce a proteggersi.
cerca Dudu Costa, chiude in qualche modo Romano. Boaventura, gioco di gambe su Cividini. Boaventura, pallonetto, fuori. Time out Petrarca, 4:22 al termine del match, un attimo di pausa anche per noi. Carmine, ma sta giocando il Latino, stanno sempre 1-1. Ma che Quanchi se n'è andato? Saragozzi. Ah, l'hanno mandato? Ma a te piaceva però? Può ripartire il gioco dopo il time out richiesto da mister Bellini, che ricordo sostituisce Giampaolo squalificato. Il gioco riprenderà con la palla tra le mani di Moretti e il cronometro che segna 4:22 da giocare. Dudu Costa, imbucata per Cividini. Jorge Alba, Dudu Costa, Jorge Alba vince il contrasto con Caponigro, va a puntare ancora, tunnel su Caponigro, la palla arriva a Cividini che si appoggia da Dudu Costa. Bel gol del Petrarca, 5-1, accorcia Dudu Costa. La messa dentro Dudu Costa dopo un'azione personale di Jorge Alba, che si è appoggiato su Cividini, che ha trovato tutto solo Dudu Costa, che ha fulminato Lion con la palla che gli è passata anche sotto le gambe. Caponigro prova ad andarsene, pretende un po' troppo da se stesso. Rientra il portiere di movimento, questa volta è Urio. 3:20 al termine del match. Alba sbaglia il passaggio. Diamo aggiornamenti dagli altri campi. Genoa Avellino 1-2, Pescara Mantova 2-2. Attenzione a Tress, intanto la parata di Moretti. Già dall'altro lato con Jorge Alba, Del Pizzo. Dicevo, Pescara Mantova 2-2, Pesaro Came 1-0, 4-1 Catania Arzignano, Rieti Latina 1-1. Palla dentro intanto, Bagatini rischia, Lion calcia e trova ancora una volta la rete. Doppietta di Lion De Freitas, cecchino.
Fa festa il Paladirceu, perché quando segna Lion impazzisce sempre il pubblico. E questo è il colpo del KO della Feldi Eboli, doppietta di Lion de Freitas. E Petrarca che sembra aver rinunciato definitivamente al portiere di movimento. Dodo Costa riesce a trovare Alba. Mancia non riesce a tenere la palla in campo. Pareggio incredibile dell'Acqua e Sapone a 30 secondi dal termine, 7-7 a Grassano. Partita incredibile. Con questo risultato la Feldi Eboli aggancerebbe sia il CMB che l'Acqua e Sapone. C'è Jorge Alba in possesso di palla, lo chiude Kevin Arrieta, riparte Jader Fornari, trattenuto da Cividini, non c'è fallo. 7-7 è il finale da Grassano, CMB 7, Acqua e Sapone 7. Entrambe le squadre vanno a quota 17 punti in classifica. Con questo risultato la Feldi Eboli raggiungerebbe sia la CMB. E intanto la conclusione incredibile di Marco Boaventura. 7-1 Feldi Eboli, rete spettacolare. Non mi lascia parlare la Feldi Eboli, perché ci sta dando dentro con i gol dalla propria metà campo. Questa volta la firma è di Marco Boaventura, doppietta anche per lui. Dicevo, con il pareggio tra Signor Prestito e Acqua e Sapone, le due squadre arrivano a quota 17 in classifica. Con questa vittoria anche la Feldi arriverebbe a quota 17. Un minuto esatto al termine del match, con la palla buttata via da Urio, la vuole Fornari, rilancia Lion, Urio riesce a metterla in corner. Palla alzata per Caponigro, non trova la porta alla sua conclusione. Dudu Costa riesce ad eludere Fornari, Boaventura a lottare, finisce a terra Dudu Costa, scontro durissimo, non falloso però. Palla appoggiata a Moretti, difficoltà sulla pressione. Fornari, il tacco, Dodo Costa. Fa festa il Paladirceu, 26 secondi al termine. Moretti para su Fornari e rilancia alla ricerca di Sampaio. Lion fa solo la sfera e va da Arrieta. Fornari gli dice fermati, lasciano scorrere il cronometro. E finisce qui. Feldi Eboli 7, Petrarca Padova 1. Fa festa il Paladirceu e ritrova la vittoria dopo due pareggi di fila la squadra di Francesco Cipolla.
le reti nel primo tempo di Boaventura, Romano e Bagatini. Nella ripresa Fornari, doppietta di Lion e ancora Boaventura. Saluto finale a centrocampo. Per questa sera e solo per questa sera è tutto. Un saluto e un ringraziamento da Carmine Fine. Ci risentiamo per la prossima gara casalinga della Feldi Eboli. Sì, Danilo.